Viaggiare in tutta comodità in una capsula all'interno di un tubo e alla velocità di un aereo. Il futuro della mobilità parla Veneto al Transport Logistic di Monaco di Baviera, in Germania. Al salone, tra i più importanti al mondo per i settori della logistica, della mobilità e del trasporto, è stato presentato l'Hypertransfer, un prototipo di trasporto terrestre nato in Veneto in grado di viaggiare ad una velocità ben superiore a quella dei treni. Ad illustrare il modellino in scala il governatore Luca Zaia è intervenuto nella seconda giornata della Kermesse. È una capsula che corre all'interno di un tubo, di un condotto, sarà a levitazione magnetica, sarà a bassa pressione, fondamentalmente è come fosse la fusoliera di un aereo a 23 km da terra, ma non sarà a 23 km da terra, ma sarà assolutamente piantata in terra, e questo ci permetterà in questa capsula di 31,80 m di trasportare una quarantina di persone per ogni capsula. Non è però una visione futuristica, il rivoluzionario sistema sta entrando in una fase operativa che vedrà la costruzione di un primo tracciato sperimentale di circa 10 km tra Padova e Venezia, un vero punto di svolta per testare realmente le tecnologie progettate e poi validate dall'Università di Padova e dalla Società di Progettazione di Ferrovie dello Stato. Abbiamo finito la fase di sperimentazione e di studio rispetto a quello che è l'Hypertransfer, che rappresenta sostanzialmente un nuovo modo di trasportare persone e merci, visto e considerato che stiamo parlando di una capsula che correrà in levitazione magnetica a bassa pressione all'interno di un tubo, definiamolo così, di un condotto, e però raggiungendo velocità superiori a quelle dell'aereo a 1000 km all'ora. Vuol dire per noi un Venezia-Milano in un quarto d'ora, un Venezia-Roma in poco più di 25 minuti e molto altro ancora. Questo è il futuro, siamo pronti a realizzare una prima tratta di 10 km da Venezia a Padova per avere la fase sperimentale. Una tecnologia green e sostenibile in grado di sostituire nel tempo le reti infrastrutturali esistenti. Ha un consumo energetico inferiore del 60% rispetto all'aereo. Questo è un brevetto internazionale, anche perché lo abbiamo messo a terra utilizzando tutte le tecnologie presenti, quindi sostanzialmente realizzabile senza dover andare a dar vita a nuovi processi industriali, ma reindustrializzando già quello che c'è.